Kyrie eleison. Preghiamo. Riempi di gioia e di luce il tuo popolo, Signore, per l'intercessione gloriosa della Santa Vergine Martire Lucia, perché noi che festeggiamo qui in terra la sua nascita al cielo, possiamo contemplare con i nostri occhi la tua gloria. O voce Luci, opcaiamo così vete device, in mucenche luci e lucie, miena moliteu, nainamis prosi, da bomo na zemlji, živeli kot otroci luči, v nebesih pa večno gledali tebe. Po našem Gospodu Jesusu Hristusu, Bojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Si canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco, il vostro Dio giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero, una strada, e la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Господи, моя путь и моя защита. Господи, моя путь и моя защита. Господи, моя путь и моя защита. Кога би се пал. Господи, обрана моєга življenja, pred kom mi trepeta. Gospodи, moja pуть i moja rešita. Eno prosim, Gospod, to želim, da bi prebival v tvojej hiši, se življenje, da bi užival tvojo milino in gledal tvoje svetišče. Gospodje, moja pуть i moja rešitev. Verujem, da bom užival Gospodove dobrote, leženi živiti. Upaju Gospoda vodi pokonem, naj se ti okrepi srce.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Siate costanti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore e chi aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi del re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, tra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Parola del Signore. Gloria a te. State tranquilli che d'ora in avanti le mie prediche saranno sempre brevi. 33 anni fa, venendo qua per la prima volta, ho incontrato tutte le persone del paese che mi hanno narrato gli avvenimenti celesti mariani. E già a quel tempo mi parlavano della bella festa di Santa Lucia, in cui venivano tante persone dai dintorni, pernottavano qui di notte, dormendo anche nei fienili, e poi ricevevano qualche cosa, un po' di polenta, un po' di latte, qualche cosetta, un po' di formaggio. Era una bella festa. Oggi per la prima volta, dopo 33 anni, ho la gioia di partecipare, di presiedere un po' questa festa di Santa Lucia e ringrazio il Signore. Questa santa molto importante è nata intorno al 280 d.C. ed è morta, ha subito il martirio sui 28-30 anni. Era di Siracusa, apparteneva ad una famiglia nobile e si era anche fidanzata. Era rimasta a tempo da piccola
orfana del papà, e quindi al centro della sua vita stava la mamma, e la mamma si è ammalata di una malattia preoccupante. Allora Lucia, facendo un pellegrinaggio, lei di Siracusa a Catania, ha pregato Santa Agata che se l'avesse fatta guarire, la mamma, lei si sarebbe consacrata per sempre al Signore. E così avvenne. Sant'Agata ha ottenuto dal Signore la guarigione della mamma. E allora Lucia ha chiamato il suo fidanzato e gli ha comunicato: guarda, ho fatto una promessa al Signore Gesù. Lui sarà il mio sposo qualora mi avesse guarito la mamma. Figurarsi. È andato su tutte le furie, su tutte le rabbie. L'ha fatta prendere. L'ha fatta mettere nel fuoco, quindi circondata dalle fiamme. L'ha fatta torturare in vari modi. Niente da fare. Gli ha fatto cavare anche gli occhi. Niente da fare. Alla fine gli hanno tagliato la gola. Pensate che a Trieste, dove ero parroco, a Sant'Antonio Vecchio, Beata Vergine del Soccorso, c'è l'unico altare cittadino di Trieste dedicato a Santa Lucia. L'unico altare, molto bello. E per la festa di Santa Lucia ho sempre celebrato la messa lì in mattinata e veniva tanta gente. Adesso col mio trasferimento di nuovo a Servola, poi adesso pensione, è crollato tutto. Ecco, siamo qui a rendere grazie a Santa Lucia per tutti i doni che ha fatto a questo paese e a tutti i suoi cittadini. Chissà quanti persone di Porzus hanno ottenuto tante grazie da Santa Lucia, e anche pellegrini che qui venivano. Quindi vogliamo ringraziare Santa Lucia per tutti questi suoi doni. E ricordo che oggi voi potete acquistare l'indulgenza del Giubileo, perché Lucia è patrona assieme a San Giovanni Battista, e quando si fa la festa del patrono, senza chiedere nessun permesso al Papa, è già indicato nel messale, per i fedeli del paese c'è l'indulgenza plenaria. Adesso un altro pensiero molto breve che mi ha commosso l'altro giorno. L'altro giorno ho guardato la registrazione della cerimonia per l'80° anniversario dell'eccidio alle Malghe di Porzus. Non ho mai partecipato a quella cerimonia, le ho seguite solo sulle trasmissioni. Ho seguito tutta quella trasmissione in febbraio, 80° anniversario, ho sentito tutti i discorsi e commuovono molto. Alla fine sono stato molto colpito dall'ultimo relatore, personaggio della regione, il quale ha terminato il suo discorso dicendo: nella nostra regione ci sono 5 luoghi di grande dolore: le Malghe di Porzus, Caporetto, Re di Puglia. Tra Caporetto e Re di Puglia si può mettere anche, ecco, il bosco, ecco, dove hanno terminato la tortura. Poi la foiba di Basovizza. E ha detto il relatore: la risiera di San Sabba di Servola. Dopo ha aggiunto Trieste, ma Servola era la parrocchia. Malghe di Porzus, Caporetto, Bosco Romai, Re di Puglia, foiba di Basovizza, risiera di San Sabba di Servola. Sono 6 luoghi, come 6 sono le lettere di Porzus. Porzus 6. Mi sono chiesto, mi sono commosso, perché proprio da Servola, 33 anni fa, è partito il primo pellegrinaggio a Porzus, non alle Malghe, ma in paese. Perché? Ho cercato di rispondere, ma la risposta la tengo nel cuore. Provate a rispondere anche voi. Perché il Signore ha scelto questa nullità? Primo pellegrinaggio storico.
in questo luogo di grande dolore della nostra regione, assieme a Caporetto, re di Puglia, dove è sepolto mio nonno, che è stato ucciso a 29 anni e apparteneva al 137° reggimento dei Fanti. E l'anno della scoperta di Porzus era il 137° di anniversario dell'apparizione. Perché, o Signore, questo? Perché proprio me? A quel tempo alla risiera di San Sabba apparteneva la parrocchia di Serra. Dopo la guerra il vescovo Antonio Santin ha creato altre parrocchie, quella di Valmaura, di Gesù Divino Operaio e di San Sergio, ma a quel tempo era parrocchia di Serra. Da Servola, 33 anni fa, è partito un pellegrinaggio per accendere una luce in tutta la regione, perché prima delle tenebre, delle malghe, la Madonna ha acceso una luce nel 1855, ma molti hanno voluto metterla nell'ombra. 33 anni fa Santa Lucia ha voluto che questa luce delle apparizioni venisse fuori a illuminare le nostre diocesi, le nostre parrocchie, le nostre famiglie. Qualie Jesus. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio. Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio regno la luce della luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per noi uomini nella nostra salvezza disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Adesso abbiamo la preghiera dei fedeli. Se volete potete fare anche qualche intenzione in lingua slovena. In questa bella festa della nostra compatrona Santa Lucia eleviamo con tanto amore e infinita riconoscenza la nostra preghiera al Signore. Diciamo insieme: Dio della gioia, ascoltaci. Dio della gioia, ascoltaci. Per la Chiesa, per il Papa, i Vescovi, i presbiteri e i diaconi, per tutti i chiamati al servizio e alla testimonianza del Vangelo e della carità e della pace, noi ti preghiamo. Dio della gioia, ascoltaci. Per i popoli che ancora non conoscono il Vangelo e per noi che l'abbiamo ricevuto e desideriamo testimoniarlo con gioia, noi ti preghiamo. Dio della gioia, ascoltaci. Per le vittime delle guerre, dei disastri naturali, per coloro che hanno il potere di fare scelte per la pace e per il soccorso solidale a chi è nella necessità, noi ti preghiamo. Dio della gioia, ascoltaci. Per le famiglie, i genitori, i figli, per gli anziani, per chi è nell'armonia e nella pace e per chi conosce sofferenza e discordia, noi ti preghiamo. Dio della gioia, ascoltaci. Per la nostra comunità, riunita attorno all'Eucaristia, per i pastori e i catechisti, per tutti coloro che con generosità sono al servizio della liturgia, della catechesi e della carità, noi ti preghiamo. Dio della gioia, ascoltaci.
grande ringraziamento salga al Signore per questo cammino di 33 anni, cominciando con l'indimenticabile Don Vito e tutti i testimoni che ci hanno consegnato questo patrimonio straordinario della venuta in mezzo a noi della Madre del Signore. O Christus nascem Gospod. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te e diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, che diventi per noi levanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio salga gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, questo sacrificio di lode e concedi a noi che nel martirio di Santa Lucia annunciamo i prodigi del tuo amore, di sperimentare la forza della sua intercessione per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con noi, in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la luce e la vita con la sua risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli santi, cantiamo una sola voce la tua gloria. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, il
Colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni, la rugiada del tuo Spirito, che diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto e risorto, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri diaconi e il popolo che tu hai redento. Spomni se tu di našich brato in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in njim daj gledaj tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj s Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili, slavili po tvojem Sinu Jesusu Kristusu. Po Kristusu in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, v začasti slava na vse veke vekov. Amen. Obbedienti alla parola di Gesù nostro Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo cantare. Prima lo diciamo, poi lo diciamo. Отче наш, сте на небеса, Cosa diciamo? посветено буде Твое имя. Прийди к нам Твое королевство, сгодится Твоя воля, как в небес, так и на земле. Дай на нас всякодайний кров,
Amot puse nas eduve. Hoc mi dusi, ot pusemo nas dusnia. In manu pei scusiamo, tamit nas resti ad Judea ut Judea. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, ai nostri cuori e a tutte le nostre famiglie. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Diatevi un segno di pace. Lodi Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvo. Signore, sei tu il mio
nulla mi può mancare, nei tuoi pascoli. Mi guideranno, da te mi troveranno per sempre, o mio Signore. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare, nei tuoi pascoli. Preghiamo. O Signore, che ci aiuti con la partecipazione a questo sacramento, nella festa della nostra compatrona, Santa Lucia, Vergine e Martire, fa che raccogliamo in una vita nuova il frutto del nostro servizio fedele per Cristo nostro Signore. Amen. Al termine di questa Santa Messa ringrazio Don Carlo che è venuto da Trieste appunto per festeggiare con noi la festa di Santa Lucia. Ecco, lui ritornerà anche il 24, la vigilia del Santo Natale, per la Santa Messa alle ore 20, alle 8 della sera. Approfitto che sarà presente anche Novità, il coro di Artemis, ad animare la messa della notte di Natale. Poi Don Carlo ritornerà anche l'Epifania, ecco alle ore 10:30. Mentre nel corso delle feste, ecco il giorno di Capodanno, alle 10:30 sarà la liturgia della parola con il diacono Egidio. Ringrazio la Proloco di tutto cuore per quello che ha fatto, ecco, perché ha abbellito il paese da farlo conoscere, ecco, un po' dappertutto, ecco, anche nella vita cattolica, insomma, fa piacere, ecco. Grazie per aver abbellito e di continuare questa bella tradizione. Grazie a voi che siete venuti vero, a celebrare questa grande bella festa e per chiedere a Santa Lucia che ci protegga e che ci aiuti. Non dovessimo vederci perché ancora un mese o due vediamo, spero di sistemarmi, ecco, prendo l'occasione per fare tanti sinceri auguri di buon Natale, buon fine d'anno e buon Capodanno. Ecco, di poterci vedere poi il prossimo anno come per questi 24 anni con i quali il Signore ci ha aiutato a sopportarci. Grazie, grazie di tutto cuore e di nuovo tanti auguri. Approfittiamo per fare gli auguri ad Don di Torino, a nome mio e di tutta la comunità di Consulso della Proloco, oltre di un buon Natale anche di una pronta guarigione che abbiamo bisogno ovviamente della sua presenza. E approfitto anche per dire che dopo giù nella sede della Proloco c'è un rinfresco come ogni anno, o chi vuol venire, però c'è una cassettina se qualcuno vuole buttare qualcosa, che l'incasso viene devoluto all'associazione Onlus Luca. Questa associazione collabora con il reparto di oncologia dell'ospedale di Udine per i bambini, diciamo per i bambini, e collabora anche con le famiglie di chi ha bisogno purtroppo di un aiuto sia economico che anche morale o economico. Se non l'avete presa, prendete l'immaginetta di Santa Lucia. Santa Lucia è sepolta a Venezia e Papa Giovanni, quando era patriarca, ha fatto questa bella preghiera che leggiamo insieme. Prendete, suore, distribuite l'immaginetta, così leggiamo insieme.
La preghiera fatta da Papa Giovanni quando era patriarca a Venezia. Santa Lucia è sepolta a Venezia, il suo corpo è quasi tutto intatto. Quindi portate a casa come ricordo l'immaginetta di Santa Lucia. Se mancano ce ne sono altri in sacrestia. Ci sono altre immaginette in sacrestia, se no sul tavolino. Ecco, leggiamole insieme. Preghiera a Santa Lucia. O gloriosa Santa Lucia, che alla professione della fede associasti alla gloria del martirio, ottienici di professare apertamente le verità del Vangelo e di camminare con fedeltà secondo gli insegnamenti del Salvatore. O Vergine Siracusana, sii luce alla nostra vita e modello di ogni nostra azione, così che, dopo averti imitato qui in terra, possiamo assieme a te godere della visione del Signore. Amen. Allora parleremo con Don Vittorino. Qui c'è Santa Lucia, ma là c'è un'altra statua di Santa Agnese, per ricordare che questa chiesa restaurata è stata consacrata da Monsignor Nogara. E il suo vicario, Luigi Cecutini, proprio nel giorno di Santa Agnese ha benedetto la cappella della Dolina, l'ha benedetta lui. Ogni volta che vengo a Porzosio, adesso faccio l'autostrada, anche stamattina i monti erano pieni di neve. Poi vengo su, mi fermo sempre a Povoletto, sulla tomba di Monsignor Luigi Cecutini. Quindi in gennaio, il 23 se possibile, se no un altro giorno, festeggeremo anche Sant'Agnese, anche con una semplice messa, per ricordare che la cappella, che non era stata benedetta quando i parrocchiani la volevano, come se fosse un luogo malfamato, non l'hanno permessa. Ecco, è stata benedetta dal vicario, Monsignor Cecutini, come riconoscenza, poi per festeggiare anche Sant'Agnese, che una volta era molto venerata. Poi ringrazio il gruppo sloveno e anche il Putel che ha letto il Salmo, un Salmo molto bello che pensate io leggo ogni giorno in sloveno perché mi piace. Gospode moja luce moja rešitja, koga bi se bal, Gospode varuh moja življenja, precompi trepetau, eno prosim Gospod, eno želim. Quindi un salmo molto bello. Qua la leppa. Prego, il Signore sia con voi. In questa festa di Santa Lucia, il Signore vi dia tanta luce, tanta pace, tanta gioia e salute e salute. Padre e Figlio e Spirito Santo. Oggi in sì e sapete dunque. Poi dite in vite o miro, andate e vivete nella pace. Rendiamo grazie. Grazie infinite quale leppa a tutti. Tu ponesti sulla mano una bimba che fu oggetto del tuo amore, le dicesti sussurrandole non fare oggi è il giorno del Signore, lavorare di festa non conviene, ma la messa devi andare con fervore. Oh mia bimba, se mi vuoi un po' di bene, dillo a tutti questo invito del mio cuore. Oh Madre Santa, Madonna del Gesù, con fede ardente cantiamo te, il nostro torno, tutto il comando, Madonna del Gesù, il libretto della Madonna è anche in lingua slovena, l'ha tradotto una studentessa universitaria anni fa di Serra.
Ecco, quindi se non la vede, prendete anche il libretto in lingua slovena. Arrivederci.